Direttore, ci leviamo e gli facciamo spazio. No, importante Sì. che... No, già, gliel'ho detto. Ma non lo fanno. Via, buongiorno. Buongiorno. Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Centro Universitario Sportivo di Palermo. CUS Palermo Costa Gaia Adelcam è la prima giornata del girone A del campionato Under 17 Sicilia. Le due formazioni, il CUS Palermo in maglia nera che si presenta con Di Salvo in porta, dopodiché Palma, Maniscalco, Teresia, Iello, Randazzo, Piazzese, Ramacca, Ruvolo, Chiarello e Diego Piazza a disposizione di Fabrizio Costanzo. Risponde invece il Costa Gaia Adelcam in tenuta blu a disposizione di Giuseppe Pirrone. Ci sono Matteo Loduca per quanto riguarda la porta, dopodiché Pizzitola, Salamone, Saullo, Paradiso, Dumitrash, Adriano Piazza, Viona, Foscari, Genco e Corso. L'arbitro della partita è Giovanni Perna della sezione di Palermo. Match iniziato da ormai più di 30 secondi, è stato rispettato inoltre un minuto di silenzio in occasione delle vittime del nubifragio che c'è stato nelle Marche. Giornata abbastanza soleggiata qui a Palermo, qui al centro universitario sportivo. C'è subito un problema in casa Costa Gaia Adelcam con un giocatore a terra. Si chiede il supporto dalla panchina che sta arrivando in questo momento. Partita subito interrotta, ma per una buona causa. Vediamo un po' di che cosa si tratta. Campionato che è iniziato ieri con due anticipi. C'è stata la vittoria larghissima del Ribolla sul campo del terzo tempo, partita che vi abbiamo proposto, e c'è stato anche il 7-0 del Carini sul Valderice. Oggi, oltre a CUS Costa Gaia Adelcam, in contemporanea stanno giocando Primavera Marsala e Gonzaga, la nuova polisportiva che ha preso di fatto il titolo del CEI. Dopodiché c'è anche la sfida tra Trapani e Iccarense, mentre alle 10:30 inizierà il match tra Accademia Trapani e DF. Si conclude mercoledì alle 16:30. L'ultima sfida in programma è quella tra
Calcio Sicilia e Monreale, sempre per quanto riguarda il girone A del campionato Under 17 Sicilia. Parliamo di allievi regionali classe 2006-2007, ci sono tanti 2006 oggi in casa Cus Palermo, tranne per quanto riguarda due ragazzi in campo più uno in panchina, ovvero un totale di 3 2007, nello specifico sono Maniscalco e Aiello. In panchina c'è Cristian Colombo. Per quanto riguarda invece il Costa Gaia del Cam c'è una buona alternanza, i titolari 2007 sono 4, ovvero Saullo, Dumitrash, Adriano Piazza e Foscari. Partita che di fatto non è iniziata praticamente, ancora si cerca di risolvere il problema del giocatore in maglia blu a terra. Ovviamente tanti derby siciliani con il Costa Gaia che si impegna ogni anno a valorizzare i propri giovani del proprio territorio nella provincia di Trapani. Parliamo di una scuola calcio di Alcamo, da qui il nome Adelcam, mentre il Cus Palermo viene da una stagione nel complessivo dal punto di vista del settore giovanile abbastanza trionfale, soprattutto per le formazioni Under 18 e Under 19, tra l'altro proprio con diversi ragazzi che hanno fatto parte di quei gruppi l'anno scorso, hanno avuto particolari soddisfazioni nell'inizio di stagione in eccellenza, quindi in prima squadra, a partire dal 3-1 di Fulgatore contro il Castellammare. C'è stato anche il 4-2 contro il Gela FC ieri pomeriggio, la prima sconfitta proprio qui al centro universitario sportivo di Palermo contro l'Unitas Sciacca. Viene portato fuori il giocatore coinvolto in precedenza, Costa Gaia Adelcam, che comunque non ha problemi di riserve perché ha Cristian Grimaudo insieme a Vincenzo Masucci, poi Sibilia, lo giudice Purpura e Mistretta. Il Cus Palermo è invece Lo Galbo per quanto riguarda la porta, dopodiché Tripoli, Novara, Vitale, Fontana, Ruffino, Doncor e Colombo. Siamo al 6° minuto, ma meno di uno è praticamente il tempo effettivo. È pronto ad entrare Roberto Purpura della Costa Gaia Adelcam. Ingresso in campo del giocatore a disposizione di Giuseppe Pirrone. Pallone consegnato al Cus Palermo. Cus Palermo che può giocare il pallone. C'è un lancio lungo in profondità, c'è però il fischio dell'arbitro, fuori gioco da parte di Giuseppe Piazzese. Prova a giocare anche l'Adelcam, il proprio primo pallone che rimbalza davanti Simone Salamone, che si va a prendere la rimessa. Campo quello del centro universitario sportivo in erba naturale, anche se non è ridotto benissimo. Un fiore all'occhiello in Sicilia. Lancio profondo, l'uscita di Andrea Di Salvo, vice capitano dei giallorossoneri. Ancora una volta si va da Di Salvo per poi girare il pallone sul centro-sinistra della difesa. L'intercetto di Adriano Piazza, il tocco di Saulo, nuovo lancio, il colpo di testa
del nuovo entrato Purpura. Si ritorna da Di Salvo. Occhio al Cus che rischia il passaggio di Giuseppe Aiello, uno dei 2007 in campo. Lancio profondo, si trova Mattia Ruvolo. Ecco il pallone, il contrasto con Purpura, che è appena entrato non ha commesso fallo. Porta palla Vivona. Il Costa Gaia però si perde subito. Teresi dietro da Maniscalco. Randazzo. Si cerca un'altra giocata profonda, c'è il liscio sia da parte della difesa, ma no, invece per Diego Piazza il gol del Cus Palermo. Si è fatto anche male Diego Piazza, che con un tocco morbido ha battuto così Matteo Loduca. Il Cus Palermo comunque si porta in vantaggio al 9° minuto grazie a Diego Piazza. Brava, Carlo! 1-0 per il Cus Palermo. Il gol di Diego Piazza. Prima di campionato, dunque, prima partita con un tasso agonistico più alto rispetto alla preparazione estiva. Già diversi problemi si sono visti con l'ingresso in campo di Roberto Purpura nella Costa Gaia anche in occasione del gol della Cus Palermo. Diego Piazza era andato giù, poi si è ripreso subito. Calcio d'angolo per i trapanesi. Ci sono movimenti sul primo palo, colpo di testa di Maniscalco, poi il tiro finisce sul fondo. Occasione di risposta per il Costa Gaia. Randazzo dietro da Di Salvo. Cus Palermo che ha iniziato meglio, trovando anche la rete del vantaggio. Poco fa invece il primo spunto lato Costa Gaia. La sponda da parte di Ruvolo. Avanza Randazzo, pallone fuori. Battuta la rimessa laterale da Paolo Randazzo, che insiste alzandola per Ruvolo. Pallone giù. Randazzo, lo scatto da parte di Piazzese ad affrontare due avversari. Non va in mezzo. Giocatore giù. Calcio di punizione. Il fallo su Alessandro Maniscalco. Teresi, il capitano del Cus, gioca la squadra di Costanzo. Pallone che però poi si perde e arriva a Matteo Loduca. Il rinvio del portiere del Costa Gaia. Palma. Si finisce a terra. E punizione stavolta per il Costa Gaia Adelcam. Partita un po' spezzettata. Occhio ad Adriano Piazza che chiede palla in profondità.
pallone però viene preso dai compagni senza successo. La manovra del Costa Gaia. Ruvolo. Alla fine Vivona in profondità, colpo di testa. C'è anche quello di Aiello. L'arbitro interrompe ancora una volta il gioco. Calcio di punizione. Lancio lunghissimo, occhio alla lettura non perfetta da parte di Salvo. Il gol di Corso pareggia il Costa Gaia Adelcam l'1-1 con la rete di Corso, che si è fatto trovare pronto sotto porta, non ha potuto sbagliare. Pareggio del Costa Gaia Adelcam. Uscita sbagliata di Andrea Di Salvo. Corso ne ha approfittato. Subito 2 gol in meno di un quarto d'ora. Prima Diego Piazza per il Cus Palermo al 9. Poco fa il pareggio di Corso. Recupera palla il Costa Gaia e avanza con Adriano Piazza. Supera così anche Maniscalco, non però. Aiello, pallone in fallo laterale, azione personale di Adriano Piazza. Rimessa per l'Adelcam, è abbastanza solo Adriano Piazza, cerca il cross, respinto da Maniscalco, calcio d'angolo. Si va dalla bandierina con Aldo Genco. Pallone morbido, colpo di testa, fuori. Ancora il Costa Gaia flirta con il gol, l'ha trovato prima, adesso rischia di capovolgere la gara. Nuovamente con le giocate di Adriano Piazza, che si sta rendendo pericoloso dalle parti di Andrea Di Salvo e di tutta la difesa del Cus Palermo a terra. Qui Samuele Chiarello. Tutto ok per l'arbitro. Si continua a giocare. Il rinvio, colpo di testa. Ancora Chiarello. Gioco che però si deve fermare. C'è stato l'arbitro di mezzo. Ricordiamo che sono 45 minuti per tempo, e da questa categoria che il tempo tra virgolette regolamentare, perché per la categoria under 16 si gioca per 40 minuti, per l'under 15 invece sono 35 i giri di lancette a tempo. C'è da considerare anche questo sul percorso di questi ragazzi, che a partita aggiungono dei minuti in più rispetto allo scorso anno. Da considerare anche il tempo di recupero, che viene assegnato tempo per tempo, 2 volte a partita. Cerca il cross Genco, si prende un altro calcio d'angolo.
Costagaia che dopo il gol ha trovato fiducia. Infatti Adriano Piazza di testa ci è andato vicino alla rimonta praticamente in pochissimo tempo. Pallone che è finito lontano, viene recuperato in questi secondi. Ci sarà un altro calcio d'angolo, battuta di Genco, altro pallone morbido, esce stavolta Andrea Di Salvo che finisce giù, subisce un fallo in attacco. Rimessa laterale per il Costagaia. La pallone rotola per finire nuovamente fuori. La rimessa laterale di testa ci va Aiello. Nuovo tocco. Diego Piazza manda a correre Piazzese. La scivolata però di Andrea Paradiso, regolare. Cercato il tacco, Cus Palermo gioca a conclusione da fuori. Finisce sul fondo. L'opportunità cercata da Piazzese. Genco scambia con Saulo. Ancora Genco, supera così Teresi. E il Cus Palermo però a recuperare. Avanza in fascia Ruvolo. Pallone buttato fuori. Tacco. Possesso Adelcam. Colpo di prima. L'arbitro ferma tutto. Si deve allacciare anche lo scarpino. 1-1. Siamo al 20°. Prima Diego Piazza, poi Corso. È la prima partita, tra l'altro, questa, in cui segnano sia la squadra di casa che quella in trasferta. Per quanto riguarda questo girone A dell'Under 17 siciliana. Adriano Piazza insiste sul pressing chiarello, c'è ancora l'Adelcam, ribattuta su Vivona, rimessa laterale. C'è Purpura, rimessa lunga, sponda ancora Adriano Piazza, pallone dietro, Saulo gira tutto, un po' difficile a raggiungere Salamone che comunque riesce a metterla dentro. La presa di Salvo. Anche diversi presenti qui al centro universitario sportivo di Palermo ad assistere alla partita. Nonostante questo caldo domenicale, nessun fallo qui su Ramacca. Riprende il Costagaia, butta il pallone fuori, cartellino giallo. Ammonito Giacinto Ramacca. Lancio profondo, il pallone rimbalza, esce anche Di Salvo che colpisce di testa.
Maniscalco, pallone buttato fuori, non raggiunto così Paolo Randazzo. E allora Purpura, sponda di Chiarello, niente da fare. Teresi verso la profondità, Diego Piazza largo verso Palma, rimessa laterale anche in questo caso. Cus Palermo che torna in zona d'attacco, cercato Diego Piazza, si va nuovamente con la rimessa laterale. Diego Piazza verso l'interno, cade giù, non c'è nulla, prova a recuperare Chiarello, ce la fa, pallone dentro, c'era Piazzese, pallone però è finito dal lato sbagliato. Randazzo, Aiello, Teresi, c'è il pallone perso dal Cus Palermo, l'aggancio con il pallone allungato di troppo, e allora Adriano Piazza, le sue finte, prova a ubriacare così Randazzo che comunque ci mette la gamba. Randazzo, Chiarello, ancora Randazzo, si reclama un tocco con la mano e così calcio di punizione. Chiarello, pallone soffiato da Vivona, cartellino giallo perché poi va a trattenere la tenuta da gara dell'avversario. Secondo ammonito in pochissimi minuti l'Autocus, prima Ramacca, adesso Chiarello si aggiunge. Tra i nomi del taccuino dell'arbitro. Punizione dunque per il Costa Gaia Adelcam. Battuta convinta di Genco, nessun colpo di testa verso la porta, si resta comunque lì. Genco, cercato corso, quel lavoro di Paradiso. Maniscalco, largo da Randazzo, solita apertura, il pallone rimbalza, alzata a cercare la testa di Ruvolo, un po' difficile questo pallone, però c'era Ruvolo. Anticipo di corso, guadagna anche una deviazione. Partita che si deve ancora sbloccare, anche se ha visto già 2 gol. Un Cus Palermo che è partito bene, poi quell'uscita di Salvo ha permesso alla Costa Gaia di pareggiare. Da lì
sono nate un paio di occasioni per la squadra di Pirrone, il Costagaia. Adesso la Cus sta cercando di mettere la partita sulla base di quanto costruito in fase di apertura, anche se allo stesso tempo il Costagaia con le giocate di Adriano Piazza può mettere in difficoltà la squadra avversaria. Teresi a cercare Palma, pallone calciato male. Colpo di testa di Aiello. Teresi. Indicazioni dalla panchina da parte di Pirrone. Nessun aggancio qui di Randazzo. È rimessa a Costagaia. Purpura riceve Adriano Piazza a sfidare Randazzo che mette il pallone fuori. Purpura fa un po' di metri per battere la rimessa laterale, cercato Adriano Piazza. Calcio di punizione, alla fine guadagnato. Alla battuta va Salamone. Parte il suo sinistro verso il secondo incrocio. Finisce fuori. Ma che pallone insidioso quello calciato da Simone Salamone. I lampi del Costagaia. Maniscalco dietro per Di Salvo, rischia tanto. Costagaia che recupera palla, apertura cercata da Genco. Alla fine Alam Ilkus in ripartenza, Piazzese allarga verso Diego Piazza. Piazza cross in mezzo, troppo però su Loduca. C'era Ruvolo in area di rigore. Pallone non proprio per lui. Ancora Adriano Piazza segue il pallone, Giuseppe Vivona cerca il cross in mezzo. È sempre lì, ancora Vivona, protegge. Possesso che rimane di maglia blu. Purpura. Il pallone proposto in mezzo da Saullo, deviazione che stava per mettere KO la difesa del Cus Palermo. Servizio dietro, Saullo si reclama un fuorigioco, Vivona calcia, passo per Di Salvo. Sicuramente uno spunto meno pericoloso rispetto agli altri, ma più vicino rispetto alla porta. Alla fine centrale per Andrea Di Salvo. Randazzo da destra verso sinistra e viceversa, questo tipo di palloni giocati dalla Cus Palermo. Teresi fuori, salvato il pallone da Palma. No, secondo l'arbitro Palma se la prende tantissimo. Tant'è che viene richiamato dall'arbitro Andrea Palma.
il terzino destro del Cus Palermo, graziato dalle proteste. Occhio, perché può scattare le cartellino giallo, quello che sarebbe il terzo ipotetico per il Cus Palermo, dopo quelli di Ramacca e Chiarello. Aiello stava per scivolare, Ramacca prende alla fine Teresi, Palma Maniscalco, chiamato spesso ad impostare l'azione da dietro, lato Cus, Piazzese un po' bloccato da Saulo, lancio lungo, si cerca il colpo di testa ad intercettare, il pallone arriva lo stesso a Matteo Loduca. Teresi lotta ancora in scivolata, nuovo pallone per lui, si era allargato Chiarello, il Cus non gioca semplicemente per il tiro da fuori. Occhio a Genco che ha rischiato un gran gol. Svarione in difesa lato Cus Palermo, Genco stava facendo bello. Colpi del genere ai propri avversari possono fare male, anche alla lunga, soprattutto psicologicamente. Diego Piazza segue il movimento così piazzese a rincorrerla. Ramacca è rimessa, gioca il Cus, gira da Randazzo che può salire, sfida Adriano Piazza, Randazzo calcia di fatto da fuori, pallone preso da Loduca dopo aver rimbalzato un paio di volte sul terreno di gioco. Tacco di Corso, Palma lungo, colpo di testa di Piazzese, lancio lungo di Randazzo, quasi in due a prenderla lato Costagaia. Saulo, Adriano Piazza, si muove tanto Saulo, imbucata verso Corso, la salva, è ancora viva, Corso, cross dentro, un po' troppo lungo per Saulo che si era inserito, comunque la rigioca per Genco. Genco voleva il piazzato, non c'è, Salamone calcia, deviazione, fuori, ma in offside. Foscari che ha toccato per ultimo, ha intercettato quello che di fatto è stato il tiro dalla distanza di Salamone. Meno di 10 per questo primo tempo. Cus Palermo che sta cercando questi ultimi minuti di riportare la gara a proprio favore sul risultato. Ogni tanto il Costagaia se ne esce con dei lampi abbastanza interessanti. Voleva il piazzato a giro Ruvolo, calcia, la respinta immediata sul suo tiro.
Pallone che rimbalza ancora su Ruvolo. La finta se ne va sul sinistro. Ramacca. Pallone dietro, Teresi, giocato con difficoltà, arriva comunque a Ramacca. Aiello. In profondità, colpo di testa, una sponda a sinistro, fuori di Piazzese. Occasione Cus Palermo con l'intenzione di metterla sotto la traversa al volo. Giuseppe Piazzese. Adriano Piazza non completa però la conquista del pallone. Aiello aveva fatto passare il pallone. Purpura, colpo di testa, la giocata di Piazzese, anche questa respinta. Rimessa battuta, Teresi. Ramacca, ancora Ramacca, entra in area, serie di giocate sinistro dentro, risposta di Pizzitola nel calcio d'angolo. Pallone calciato fuori da Ramacca dopo l'angolo corto. Voleva il primo palo. Adriano Piazza, lancio profondo. Fascari, mezzo a due, Randazzo, buon lavoro. Il pallone però arriva nuovamente alla Costa Gaia con Genco. Sul fischio dell'arbitro a interrompere l'azione. Raccomandazioni per il Cus Palermo da parte dell'arbitro, in particolare a Giacinto Ramacca, ammonito. C'è ancora un secondo tempo intero da giocare con il giallo addosso. Aiello. Pallone di Diego Piazza, passaggio di prima di Chiarello, non è passato per poco. Pallone che rimbalza davanti a Aiello, dietro da Di Salvo. Teresi abbastanza libero di impostare, chiede palla, Piazzese la riceve, la finta su Adriano Piazza, duello tra 7, cade giù però Piazzese, riparte là dal cam. Il passaggio in profondità, Foscari quasi a ricevere del tutto il pallone di Vivona. Ancora Adriano Piazza, aveva stoppato, poi si è ritrovato Ruvolo davanti, che fa anche il lavoro di difensore. Gioca il Cus, non la riceve Ramacca. 3 più recupero.
Pallone che rimbalza davanti, Diego Piazza spalla alla porta con la pressione di Paradiso. Pallone sul fondo. Ruvolo, occhio a Paradiso anche dietro, ancora Ruvolo verso destra, si prende il calcio d'angolo. Questo che spinge in questo finale di frazione. Parte la battuta di testa Saullo. Il pallone spazzato dalle parti della difesa della Cus. E allora Palma. Teresi un po' corto, efficace da Iello. Questo era più corto, infatti stava arrivando corso a riprendersela. Palma in verticale, trova così davanti la porta il destro vincente di Piazzese. Il gol del Cus Palermo, 2-1 per i giallorossoneri. Il grande pallone in verticale, anche il destro piazzato di Piazzese. - 2-1, nuovamente in vantaggio il Cus Palermo. Prima Piazza, adesso Piazzese. Colpo di testa di Piazzese, freschissimo di gol. Insiste Ruvolo. Adriano Piazza sbaglia a portarsela in avanti, è rimessa comunque per il Costa Gaia, che si è spento un po'. Ultimi 10 minuti di marca Cus. Gran pallone quello di Piazzese, insaccato alle spalle di Loduca. Anche l'assist non per niente male. Cross dentro, anonimo di Genco, arriva Adriano Piazza. Difficile un possibile tentativo al volo. Recupera palla Purpura, va avanti, passaggio sbagliato verso Foscari, trovato poco dai compagni. Ha avuto quella deviazione in fuorigioco, poi niente di che per il 9 del Costa Gaia. Nuova apertura, colpo di testa di Pizzitola, lancia a liberare verso Foscari. Costa Gaia ce la fa comunque a portare avanti il pallone, sponda di prima verso Foscari, pallone un po' lontano dalla sua portata, l'uscita di Salvo. Occhio al recupero di Genco, pallone buttato un po' senza teoria, giusto per risolvere quella situazione. In un modo o nell'altro la squadra di Costanzo ce la fa e guadagna anche spazio per avanzare in diagonale. Non calibrato benissimo il pallone per Piazzese. Ottimo il tocco di ingannare di Chiarello, che voleva la rimessa laterale.
Siamo dentro il tempo di recupero. Ancora fumo. No, io un po' No, hai fatto bene. Non Noi ce l'avevamo accettata. segnalato in maniera esplicita dall'arbitro, si va ad oltranza. Ricordiamo che il gioco si è interrotto per 5 minuti buoni. Quindi imbucata, occhio a Ruvolo, area di rigore, Ruvolo sul sinistro, calcia sull'esterno della rete. Però oggi ci sono mister che si inventano pure le storie. Vabbè, ma mio figlio. Ma è bello pure per questi. Mio figlio. Occasione per Ruvolo, Ci può stare. a un passo dalla rete, poco cinismo, una volta arrivato vicino alla porta, difesa da Matteo Loduca. Randazzo, Teresi, tacco, avanza il Costa Gaia, il pallone di corso, anche lui, a parte il gol trovato davanti la porta a causa di un'uscita sbagliata di Salvo, niente di che, ha giocato tanto Adriano Piazza. Con l'esterno questo passaggio un po' buca qui Aiello. Che poi sono importanti, lo sai che sono una categoria che non è come Fallo, punizione per il Cus Palermo dopo l'intervento. Su Ramacca si giocherà per altri 2 minuti, ha detto l'arbitro, quindi si arriverà al 7° di recupero. Recupero palla qui, ottima di Vivona davanti il portiere, passaggio in mezzo, poteva anche calciare Vivona, non è andata alla conclusione. Pallone d'esterno di Saullo, ancora Saullo, va avanti in profondità Adriano Piazza, non c'è il destro al volo, finisce giù, aveva toccato il pallone, non si aspettava di trovarselo lì, finisce giù, resta giù Adriano Piazza. lui deve fare da parafuso, è la sua mansione. In attacco la Costa Gaia per questo finale di primo tempo, anche se il pallone Adriano Piazza lo consegna agli avversari. Di Salvo, l'attacco di Foscari, Palermo rilancia, tocco fuori di Purpura. C'è la fine del primo tempo dopo 6 minuti e mezzo di recupero. 2-1 Cus Palermo, la rete di Diego Piazza al 9° minuto, il pareggio dopo 5 minuti di corso a causa di un'uscita sbagliata di Salvo. Costa Gaia che ha le opportunità per rimontare, si riporta in vantaggio invece il Cus Palermo al 44esimo con Piazza Piazzese, per farla breve. In casa Cus
Secondo tempo che sarà molto aperto, con queste due squadre che si contendono nell'arco dei totali 90 minuti i primi 3 punti di questo girone A del campionato Under 17 Sicilia. Noi ci ritroviamo tra meno di un quarto d'ora, sempre qui in diretta dal centro universitario sportivo di Palermo. Torna a casa dopo una grande soddisfazione, si vocifera anche che la tua medaglia sia diventata ancora più pregiata. Darci un giro l'uno dalla metà gara in poi e comunque la sensazione è sempre la stessa, nel senso che noi gareggiamo sempre insieme con questa tattica. Ci siamo divertiti, mi sono divertito, sono riuscito a portare a casa una medaglia e quindi sono proprio soddisfatto al massimo. Stessa cosa per Ala, ovviamente. No, ma è ovvio, cioè, purtroppo non abbiamo portato a casa 2 medaglie, un po' di rammarico c'è per non averlo fatto, però lavoriamo che abbiamo un appuntamento molto importante che è in Italia, che è quello di Roma 2024 e quello è il clou della nostra carriera, penso. Vi sentite un po' gli ambasciatori dell'atletica da Palermo, dalla Sicilia, in Italia e anche fuori dall'Italia? Ma ambasciatori no, però spero che siamo uno stimolo per gli atleti giovani che emergono, che prendono anche spunto da quello che facciamo noi, perché ci siamo trasferiti per dare il meglio in questa attività sportiva e avere dei grossi risultati. Cerca la giocata sulla sinistra, Muscin fermato, poi Fuschi! Passato 1 minuto e 29 secondi nel città di Palermo, maglia 17, intanto gran palla di dell'area per Paesano, Mazzola! Ma qui gran parte del merito a Dell'Aria con un pallone strepitoso, con la scucchiaiata. Sterza Di Maria, finta il tiro, si porta fronte alla porta, Rizzo finge il blocco di Maria, poi allarga per Arriasa Rizzo, eccolo il blocco di Rizzo, Arriasa sinistro! Si porta ad una lunghezza di ritardo. Qui cerca la giocata Paesano, c'è il tiro libero in favore del Real Termini. Attenzione con Muscin che prende una lunga rincorsa, lo aspetta Mazzola, c'è il fischio dell'arbitro. Muscin del 3-1 porta di nuovo sul +2 il Real Termini, segna anche l'altro volto nuovo, ovvero sia Bohu Chitui Muscin. Intanto c'è l'avanzata nuovo di Muscin che cerca l'altra parte Paesano, la suolata Paesano! E la doppietta del piccolo brasiliano che è già entrato nel cuore del Real Termini e realizza il poker. Dorio per Napoli al tiro, respinge D'Alba, poi Lucchese, la porta è vuota. Lucchese, delle Santine, il cuore della Chiesa e Setti Carraro e il gol del 5-1. La tattica del quinto uomo produce quello che ci si poteva aspettare, ovvero sia la rete, poi lo scambio che favorisce Salghero. Magra per il momento consolazione per i città di Palermo, la rete di Salghero, prima partita, primo gol in rosa-nero per il classe 2002 spagnolo, stati 3 minuti in arrivo, attenzione perché è sbilanciatissimo il Real Termini e c'è il gol del 5-3 firmato da Napoli
2,5 da giocare. Di Maria, tocco per Arriasa, Salguero, Napoli, e su il gol che ha riaperto la partita, ed è su il gol che porta il Città di Palermo a -1, 2,18 da giocare. Napoli, Salguero, va sotto la Riasa, 5 pari, Riasa, all'improvviso il momento migliore, la battuta. Gianluca, sul 5-1, partita che sembrava chiusa, poi dal tuo punto di vista cosa è successo alla squadra? Ma intanto devo fare i complimenti ai miei ragazzi, perché veramente oggi avevo gli uomini contati, visto qualche infortunio, poi non ci dimentichiamo che giocavamo contro il Palermo, quindi il Palermo ha un roster molto più numeroso di noi, quindi alla fine stavamo veramente rischiando anche di perdere la partita, però un pochettino la fortuna, poi ai rigori si sa, è una lotteria e abbiamo vinto noi, però la prossima settimana dobbiamo cominciare a lavorare su queste cose, perché sul 5-1 non si possono avere questi cali di tensione a 3 minuti dalla fine e rischiare di perdere veramente la partita, perché è un peccato, soprattutto visto gli uomini contati che avevo, il sacrificio di tanti ragazzi che hanno fatto 35 minuti, chi ha fatto 40 minuti effettivi, adesso dobbiamo veramente cominciare veramente a girare più gli uomini. Una partita incredibile qui al Pala dalla Chiesa del Setticarello. Partiamo da mister Labita. Cosa hai pensato in quei 2 minuti dal 5-1 al 5 pari? La stessa domanda vale per te poi. Pura follia nostra, perché eravamo arrivati sia di fiato che di testa, perché eravamo molto stanchi, e ho pensato onestamente di perderla all'ultimo. Mister Cappello, tu invece hai pensato i 28 minuti precedenti? Ci ho provato, perché ho detto col 4 contro 3 non facciamo gol, 4 contro 4 non facciamo gol, poi proviamo a far mettere il 5 contro 4 e ci è andata bene. Ci ho creduto fino alla fine, e poi dico, la partita però loro hanno fatto una bellissima partita sia in fase difensiva che in fase offensiva, quindi innanzitutto devo fare i complimenti al termine, che veramente è stata una partita bella e spero che fuori si sono divertiti i pochi presenti. Una partita al Caldiopalma, perché dico, fino alla fine potevano vincerla loro col partito di movimento nostro, perché hanno sfiorato la rete sul 5-5, potevamo vincerla noi, comunque è stata una partita bella e lì si inizia bene, iniziamo col botto. Ecco, inizio col botto, che per i realtà me ne vuol dire adesso la GEAR. Che partita ti aspetti? È una partita con una squadra di categoria superiore, quindi di conseguenza dobbiamo pensare di lavorare bene questa settimana per poter affrontare questa squadra. Tra parentesi c'è un altro ex sia nostro che loro, che è Montelli, in questa squadra, quindi avrà anche lui il dente avvelenato questa partita. La prepareremo, vediamo un po' come in questa settimana come ci dobbiamo mettere, recupereremo qualche persona che oggi era infortunata e vediamo.
si dovrebbe chiamare e spiegarci tutta la situazione. Se vuoi io ti faccio parlare del campo con lui. Non mi chiamare, ti ci spiegare bene cosa ci deve essere soltanto un appoggio di persone da professionisti alla Roma. Questo. Se vuoi ci faccio parlare, se vuoi. Chiamalo. Inizia il secondo tempo di Cus Palermo Costa Gaia Adelcam. Siamo nel girone A del campionato Under 17 Sicilia, 2-1 dopo i primi 45 più 6,5 di recupero. Il gol del vantaggio segnato da Diego Piazza, il pareggio di corso al 14esimo, al 44esimo, 2-1 di Piazzese, gioco che all'inizio si è fermato per 5 buoni minuti. Nel frattempo qui c'è il cartellino giallo verso Aiello del Cus Palermo e il terzo ammonito della squadra di casa. All'inizio della partita il gioco si è fermato per 5 minuti, dicevamo, per l'uscita dal campo di Mario Dumitrash per infortunio. Sembra essere un infortunio abbastanza serio, con la rottura della rotula. È entrato al suo posto Purpura. Costa Gaia che batte questa punizione, ripropone nuovamente Genco, pallone fuori. 3 ammoniti, dicevamo, in casa Cus Palermo, Ramacca, Chiarello. Poco fa si è aggiunto Aiello. Nessuna sanzione invece per il Costa Gaia, che sembra essere partito con il piglio giusto in questa ripresa. Palma verso il centro del campo, sale Palma, il pallone in avanti verso Diego Piazza, complicato da gestire. Iniziano i vari riscaldamenti a bordo campo, sia lato Cus che lato Costa Gaia Adelcam. Facciamo un recap delle due formazioni titolari. Cus con Di Salvo in porto, dopodiché Palma, Maniscalco, Teresi, Aiello, Randazzo, Piazzese, Ramacca, Ruvolo, Chiarello e Diego Piazza. Costa Gaia che invece ha risposto con Loduca in porta, e poi Pizzitola, Salamone, Saullo, Paradiso, Purpura, che ha preso il posto di Dumitrash, Adriano Piazza, l'uomo più pericoloso della squadra allenata da Pirrone, e poi Vivona, Foscari, Genco e Corso. Ha sfiorato anche la rimonta il Costa Gaia dopo aver trovato il gol del pareggio. Questo Palermo che poi nella parte finale del primo tempo ha proposto le proprie idee di apertura di match. Palma, passaggio arretrato sbagliato, scivolata vincente, ma il pallone rimane dei trapanesi. Alzata di Teresi, fallo su di lui da parte di Vivona. Calcio di punizione per il Cus Palermo. Cus Palermo che sarà protagonista anche alle ore 11:30 sul nostro canale YouTube, quello di Sportisili, perché ci sarà la gara della formazione Under 15 in casa del Team Calcio. Calcio d'inizio appunto alle 11:30, quindi tra poco più di un quarto d'ora. Di Salvo, Palma verso il centro, cercato il lancio da Chiarello, avanza il Cus, tentata la spinta
sul portatore di palla. Ancora Palma a puntare l'avversario, lo supera, mette fuori Genco. Palma alla rimessa laterale, segue il pallone Diego Piazza, lo propone, ma su Matteo Loduca, pardon, Mattia, no, Matteo giusto. Diego Piazza per Ruvolo, ha avuto una chance, la buona posizione, ha calciato sull'esterno della rete, calcia col destro invece Ramacca. Quindi questo è il primo passo, ma poi deve essere Palma lascia andare Teresi, rischia un po' perché arriva Vivona col suo fallo. Partita che non ha avuto ritmi veloci, intensi, però ha visto protagoniste le salite del CUS Palermo, aperture di gioco, mentre lato Costagaia è stato Adriano Piazza lungo la fascia di destra dell'attacco. Diego Piazza qui invece sbaglia a misurare il passaggio verso Chiarello, spazza maniscalco, impossibile da ricevere per Palma. Cambio in vista, 2 cambi per il Costagaia Adelcam, pronti ad entrare Scivilia e Mistretta. Escono Foscari e Corso, l'autore quest'ultimo del gol del momentaneo 1-1, dunque dentro 2 classe 2007, Giuseppe Scivilia e Samuel Mistretta. Che calcio al pallone questo qui di Scamacca con la deviazione avversaria, avanza il CUS Palermo, anticipata alla fine Ramacca alla scivolata di Pizzitola. Il tocco di Purpura, nuova alzata, si alza anche il vento alla fine piacevole perché picchia forte il sole qui a Palermo. Palma Chiarello gioca in difesa il CUS Palermo. Maniscalco, il pallone passa a Ramacca, un po' incomprensibile il CUS Palermo che
deve rifare tutto da capo. Serie di rimpalli. Il Costa Gaia avanza. Lancio profondo verso Salamone. La presa di Salvo. Pallone che scorre, pallone che arriva a Chiarello. Lanciato Piazzese, cross respinto da Pizzito. La pallone ancora vivo. L'avanzata provata da Piazzese, la finta con il nuovo sprint. Arbitro che va a richiamare Diego Piazza. Adesso si può andare con la rimessa. Palma, cross in mezzo, pericoloso, occhio al tocco di prima, che stava per finire dentro la porta di Loduca. Ha rischiato qui il Costa Gaia Adelcam. Una novità, perché ha trovato compattezza la squadra di Pirrone. La battuta di Teresi, lunghissima. Si cerca il cross dall'altro lato. Il pallone non esce, ma è per il Costa Gaia. Palma in scivolata ad anticipare Mistretta. Paradiso fermato. Il controllo e l'avanzata in questo modo di Piazzese. Piazzese, cross sul secondo palo, non c'è nessuno. Era anche un po' lungo il controllo di Chiarello, messo giù da Saullo. Calcio di punizione, posizione interessante lì. Punizione Cus. C'è Palma a calciare. Ma soprattutto Chiarello con il destro. Infatti parte lui contro la barriera. 4, Chiarello alto. Insegue il pallone qui Mistretta. Troppo tardi però per riceverlo nuovamente. Il Costa Gaia si prende ugualmente il calcio d'angolo. Pallone in mezzo, colpo di testa, il pareggio del Costa Gaia, Adriano Piazza. Un pallone indirizzato benissimo sul secondo palo, 2-2. Ottimo colpo di testa di Adriano Piazza. È riuscito a coordinarsi, a trovare i tempi giusti. 2-2. Nuovamente parità. Cambio nel Cus Palermo, entra Tripoli.
al posto di Randazzo. Pallone che si deve cambiare. Costa Gaia che invece ha trovato il pareggio poco fa con Adriano Piazza. Lui che è una classe 2007. Gol meritato per quanto prodotto nel corso della partita. Teresi non va. Palma. Diego Piazza si muove un po' a vuoto, alla fine riesce ad allargare verso Tripoli. Tripoli a sfidare Adriano Piazza, c'è il cross col pallone che finisce sul fondo. Cercava la deviazione Nicolò Tripoli. Adriano Piazza ha salvato il pallone, ma per il Cus tacco per Tripoli. Si muove Ramacca, va a prendere il pallone, deve fronteggiare però Genco, cross in mezzo, secondo palo, si va a coordinare l'attacco del Cus, c'è il tiro, la parata super di Loduca sul tiro arrivato da Chiarello. Che intervento di Matteo Loduca che salva il Costa Gaia. Cartellino giallo, un altro uscito dal taschino dell'arbitro. Punizione per gli ospiti, battuta da Gabriele Pizzitola. Colpo di testa. Pallone preso alla fine da Purpura, si prende la rimessa. Maniscalco, ancora Purpura, cerca un altro cross, non c'è praticamente nessuno. Palma, in anticipo su Salamone. Maniscalco, altro colpo di testa. Nuovo cambio nel frattempo, sempre per il Cus Palermo. Esce Chiarello. Entrano nel frattempo Vitale e Ruffino.
Purpura, pallone ricevuto sulla tre quarti, il tiro di Ramacca sulla traversa dopo il tocco di Loduca. Mamma mia, avanti il Cus, Diego Piazza giù senza fallo. Avanza il Costa Gaia, perso il pallone, si cerca di far arrivare tutto a Vitale. Tripoli continua a cavalcare sulla fascia, Ramacca, viene chiesto il tiro da fuori, ribattuto il suo destro, Cus che alza i ritmi, Palma, finta, cross dentro, pallone ricevuto da Ramacca, pallone dietro, il tiro dalla distanza, che gol di Piazzese, che doppietta, grandissimo gol di Giuseppe Piazzese, 3-2, Cus Palermo con la qualità. Ci sono dei crampi nel frattempo in casa Cus Palermo, arbitro invita all'uscita dal campo. Non sembrano proprio crampi per Palma, che non si regge in piedi. Serve necessariamente un cambio per il Cus, infatti è entrato Doncor. Doncor si allunga il pallone, ma c'è la presenza di Paradiso, poi spazza fuori Diego Piazza. Cambi anche per il Costa Gaia, entra lo giudice, è uscito Genco. Divona, cartellino giallo. Pizzitola batte la punizione, pallone che rimbalza in area di rigore. Questa Gaia che non vuole mollare perché già 2 volte ha trovato il gol del pareggio. Questo che si è riportato sul 3-2 grazie al gol da fuori di Piazzese. In stretta, pallone verso Di Salvo, traballante sotto questo punto di vista la difesa del Cus. Doncor verso il centro, 1-2 assieme a Diego Piazza, non ci arriva Michael Doncor. Mistretta porta palla, ancora Mistretta, la lascia larga, c'è il fuorigioco però di Adriano Piazza.
Doncor. Pallone adesso di Diego Piazza. Gira Teresi a far arrivare a Tripoli. Davanti Adriano Piazza. Tripoli ce la stava facendo a giocarsela sul sinistro. Lancio lungo dietro. Il passaggio di Aiello. Calcio d'angolo per il Costa Gaia. Meno di 20 alla fine. Partita aperta. Il nuovo entrato lo giudice dalla bandierina, ma tutta dietro, sempre a cercare Adriano Piazza che sul calcio d'angolo con il colpo di testa ha segnato il gol del 2-2 momentaneo. Visto che tiri sul secondo sono La giocata provata da Ramacca. Tripoli a saltare l'uomo il Cus Palermo, pallone corto, troppo per Doncor. Avanza il Costa Gaia, l'avanzata fermato così Salamone. C'è però dall'altro lato Mistretta a puntare, cerca il passaggio verso l'interno. In zona c'era lo giudice, ma il pallone andava in zone più larghe. In profondità Teresi, l'aggancio in fuorigioco. Saullo la prende, Maniscalco a terra senza fallo, riparte il Costa Gaia, pallone di Salamone a superare gli avversari. Doncor si mette davanti a lui, spazza Tripoli, tocco con il braccio nel fermare il pallone dopo il rinvio. Di Salvo a raggiungere Vitale verso Doncor, troppo lungo anche questo. Scibilia, cambio in vista intanto per il Cus, entrerà Cristian Colombo. A terra Diego Piazza, ritmi che si alzano. Manca l'ultimo quarto d'ora, si sta sul 3-2, una partita che è stata sempre aperta nonostante il maggiore possesso della Cus Palermo. Eccolo qui il cambio per i palermitani. Entra Colombo. Esce Aiello. Anche per non rischiare un'ipotetica doppia munizione. Arbitro che ha parlato un po' con Pirrone, l'allenatore della Costa Gaia. Tripoli, il tocco a liberare, ci vuole pensare anche a Maniscalco.
Teresi di nuovo, maniscalco. Nuova gestione verso l'interno del Cus Palermo con nonchalance il pallone per Ruffino, finta ancora Ruffino, il piazzato, pallonete! Che gran gol di Ruffino, entrato dalla panchina. Cus Palermo che va sul 4-2 e mette a sicuro il match. Col destro che non è manco il suo piede. Grande Ruffi! La rete di Andrea Ruffino, 4-2 per il Cus Palermo. Potrebbero finire qui le speranze del Costagaia. Ah sì, no lì, allora gli chiamiamo. Mi chiamo il direttore. Cioè, non è il direttore. Nuovo recupero palla con il Cus Palermo in area di rigore. Pallone dietro, Ramacca lascia Diego Piazza. Ancora Diego Piazza voleva superare due avversari. Risponde però il Costagaia con Salamone fermato da Donkor. Attenzione all'uscita di Di Salvo con Mistretta. Quanto manca? Quando chiamai si pareggia. Ah, è direttore. Ma stavo per chiamare, dire. Adriano Piazza più in ombra in questo secondo tempo, a parte il gol non c'è nessuno a prenderla dopo la sua proposta. Rimessa laterale Cus. Ancora a respingere questo pallone. Ancora Doncor, tocco di Teresi, c'è anche quello di Paradiso, colpo di testa di Vivona. Adriano Piazza può allargare, cross in mezzo, complicato verso Samuel Mistretta. Le tocca verso Doncor, ma Doncor non è mantenuto questo pallone in campo. Salamone, scambi di prima al volo della Costagaia, liscio di Vitale, pallone preso con il fallo. Probabilmente dopo sì. A proposta di Lo Giudice c'è anche Mistretta che cade giù ma senza fallo secondo l'arbitro. Pizzitola, colpo di testa, il controllo di Vivona molto buono, non passa però, riparte il Cus Palermo. Sbagliato per il passaggio centrocampo, recupera Ruffino, il tocco voluto da Piazzese.
non c'è profondità, posizione regolare quella di Mistretta. Il pallone è però all'indirizzo di Salvo. Tra poco entrerà Novara per il Cus Palermo. Teresi, pallone ricevuto da Piazzese con la giocata. Pallone, quello lì, era in mezzo tra due giocatori, Tripoli e Piazzese, poi recuperato benissimo. Cross in mezzo verso Ruffino, a sfruttare la sua altezza. Per poco non ha colpito di testa. Protezione del pallone senza fallo. Allora lo giudice verso Adriano Piazza. Dietro Tripoli. Dico, gioca. I terresi davanti. Pallone calciato praticamente addosso a Maniscalco. L'attacco di Adriano Piazza. Di Salvo verso Doncor. Sale lancio lunghissimo verso Ruffino, ma anche Vitale lotta su questo pallone. C'è cambio. Fuori Teresi, che deve consegnare anche la fascia da capitano, la dà ad Andrea Di Salvo. Entra Felice Novara. Grande Totò! Calcio d'angolo Cus. La battuta di Vitale, secondo palo, colpo al volo, alto e largo soprattutto. Sempre Piazzese a rendersi pericoloso, decisiva al momento la sua doppietta. Colpo di testa di Colombo verso Di Salvo. Rischia il Cus. Recupera la Costa Gaia. Non passa però Vivona. Fallo su Piazzese. Calcio di punizione. Resta a terra l'autore dei 2 gol di oggi, segnati da parte sua. Maniscalco palleggia di più il Cus Palermo questo secondo tempo. Doncor, il tocco al limite a disturbarlo Scivilia. La va a prendere Novara. Vitale, passaggio facile per Diego Piazza, mette dentro, la va a prendere Ramacca. 1-2, scambi sullo stretto, il tiro un po' strano che è uscito dai piedi di Vitale, centrale alla fine per Lo Duca.
La proposta di Salamone, colpo di testa di Diego Piazza. Arriva anche lo giudice, l'allungo del pallone di Adriano Piazza, si mette davanti a tutti. Maniscalco a fermare l'esterno del Costa Gaia. Doncor, il diagonale che passa anche con Ruffino, attraversa tutti, anche Piazzese che era più largo dal lato opposto di Doncor, che ha fatto partire questo pallone. Sport Palermo è tipo una squadra che stanno giocando il calcio siciliano. È buon pastore, buon pastore. Sport Palermo buon pastore. L'anno scorso? No, ma il Romana 7 no. Guadagna metri a poco il Cus Palermo in questa partita che ha visto il gol di Ruffino, quale decisivo. Costa Gaia infatti che sta attaccando di meno. E poi caduto per il motore. Novara, profondo, stava arrivando Diego Piazza. Paradiso la va a prendere Doncor, chiesto il pallone in area di rigore, lo va a prendere Ruffino, protegge Ruffino, se lo sistema, cade giù senza fallo, senza fischio. Colombo per Adriano Piazza, occhio a Salamone dall'altro lato da solo. Io faccio scappare di l'altra. Che stanno facendo? Vincono 1-0. C'è 1-0 di calcio. Contro il Canese. Attenzione al tiro da fuori, un altro super gol del Cus Palermo, sempre con Giuseppe Piazzese. Tripletta oggi, il colpo da fuori. 5-2, partita ormai chiusa. Vedremo anche quanto resterà da giocare con il tempo di recupero. 5-2 Cus. Piazzese man of the match, 2 gol da fuori, tripletta questa mattina. Ancora Piazzese verso Ruffino, contro la presenza di Paradiso, e fallo in attacco. Peccato con la serie di sinistra. Ah, ha vinto 1-0. Siamo una mazzata, Cosa poi trovavo una casa? Come succede cosa questa tutta sera? Sponda verso Adriano Piazza, davanti a lui Maniscalco, resiste Piazza, mette dentro, non c'è nessuno. Triplice fischio senza recupero questo match, vince il Cus Palermo 5-2 contro il Costa Gaia. Adelcam si prende i primi 3 punti di questo girone A del campionato Under 17 Sicilia. Decisiva la tripletta di Piazzese, che ha messo il match sulla 3-2.
dopo che il Costa Gaia ha pareggiato per 2 volte. Piazzese tripletta, 2 gol da fuori, assoluto man of the match, il vantaggio di Diego Piazza, il pareggio di Corso. Piazzese fa 2-1 al termine del primo tempo, pareggia ancora il Costa Gaia con Adriano Piazza, un bel colpo di testa su azione di calcio d'angolo, poi Piazzese fa 3-2 da fuori area, 4-2 di Ruffino entrato dalla panchina, 5-2 di Piazzese ancora una volta da fuori area, proprio in basso Giuseppe Piazzese per questa vittoria schiacciante del CUS Palermo 5-2 contro il Costa Gaia Adelcam. I genitori dei ragazzi in campo ad incitare la squadra, ad accoglierli sotto la gradinata. Il trionfo del CUS Palermo sul Costa Gaia Adelcam trapanesi, che cercheranno di ripartire dalle buone cose che hanno proposto oggi al centro universitario sportivo, e non sono state poche, soprattutto con le avanzate di Adriano Piazza. È tutto da Palermo, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Giracci. Ciao Peppe!